Ciao a tutti e bentornati nel canale di Proverbi e Detti. Oggi vi parlerò di un detto assai comune nel mondo del lavoro. Vai, si parte alla scoperta di questo nuovo proverbio. Ma prima vi devo raccontare dei nostri personaggi. Sotto il caldo sole siciliano, due contadini si sfidano in una gara di mietitura. Il primo, Giovanni, è un uomo possente e muscoloso. La sua falce si muove con forza e rapidità, abbattendo steli di grano a ritmo serrato. Il suo volto è solcato da una smorfia di concentrazione, la sua energia è travolgente. Il secondo, Carmelo, è di corporatura più minuta, ma i suoi gesti sono precisi e calcolati. La sua falce danza tra le spighe con grazia e fluidità, quasi accarezzandole prima di reciderle. Il suo viso è sereno, la sua tenacia è incrollabile. Mentre la giornata avanza, Giovanni accumula un vantaggio considerevole. Il suo mucchio di grano cresce a vista d'occhio, mentre quello di Carmelo fatica a tenere il passo. Sembra che la vittoria del possente Giovanni sia scontata, ma Carmelo non si arrende. Continua a mietere con ritmo costante, senza fretta, ma senza sosta. La sua falce, seppur meno appariscente, compie il suo lavoro con precisione millimetrica. Con il calare del sole, la sfida volge al termine. Giovanni, stremato dalla fatica, rallenta il passo. Il suo mucchio di grano, pur imponente, non è cresciuto come sperava. Carmelo, invece, con la sua tenacia silenziosa, ha recuperato terreno. Il suo mucchietto, seppur più piccolo, è compatto e uniforme. Al termine della gara, la sorpresa è grande. Carmelo ha vinto. La sua perseveranza e il suo ritmo costante hanno avuto la meglio sulla forza bruta e l'impeto iniziale di Giovanni. In questa storia, il proverbio siciliano "u continuo abbatti u valenti" trova la sua perfetta rappresentazione. Non è importante quale attività svolgi durante la tua giornata lavorativa, dai il lavoro più leggero a quello più pesante, quello di testa o quello di fisico. La forza e la velocità non sono sufficienti per raggiungere il successo. È la perseveranza, la tenacia e la dedizione costante che ci permettono di superare gli ostacoli e raggiungere i nostri obiettivi. In tutte queste situazioni, la costanza e la perseveranza sono la chiave del successo. Non importa se non siamo i più dotati o i più fortunati, se ci impegniamo con tenacia e dedizione, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e realizzare i nostri sogni. Ci sono stati momenti nella tua vita in cui la costanza ti ha aiutato a superare una sfida. Ricordiamoci che la perseveranza e la dedizione sono armi potenti che ci permettono di superare qualsiasi ostacolo e di raggiungere il successo. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di ispirare le persone a non arrendersi mai e a perseguire i loro sogni con tenacia e perseveranza. E alla fine i risultati non tarderanno ad arrivare, perché alla base di tutto c'è sempre la costanza. Con la sua tenacia e il suo coraggio, contribuisce a cambiare il mondo e a migliorare la vita di molte persone, dimostrando che la costanza è l'arma più potente per ottenere il cambiamento. Il video finisce qui, grazie e lasciami un mi piace. Ciao!